Il nome c'è già e anche qualcosa in più. Si chiamerà Società Autostrade Alto Adriatico, la nuova società per azione capitale interamente pubblico che unirà le forze di Regione Veneto e Friuli Venezia Giulia nella gestione delle tratte autostradali, attualmente di competenza di Autovie Venete. Questa società in-house avrà un capitale sociale di 6 milioni di euro, dei quali 2/3 di competenza del Friuli Venezia Giulia e 1/3 del Veneto. La nuova entità nasce per progettare, costruire, gestire e adeguare all'occorrenza sia le autostrade che le infrastrutture limitrofe ed occuparsi della loro manutenzione. È un sostanziale subentro da Autovie Venete, attuale concessione delle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova Udine Sud, A28 Portoguaro Pordenone Conegliano, A57 tangenziale di Mestre, ma anche della A34 Villesse Gorizia. Primo passo verso la costituzione di Alto Adriatico è una delibera della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia in attesa dell'accordo che sarà poi sottoscritto fra le due amministrazioni regionali per l'esercizio del controllo congiunto sulla nuova SPA con uno specifico comitato di indirizzo. Inizialmente la New Company avrà un amministratore unico fino al perfezionamento della concessione con il Ministero, di durata trentennale. Non è inoltre da escludere un possibile ingresso successivo di ANAS nella compagine societaria se le condizioni lo richiedessero. La nuova SPA è funzionale alla realizzazione della terza corsia sulla Venezia-Trieste della A4 perché serve un soggetto pubblico per gestire e realizzare gli interventi garantendo continuità ed efficacia ai lavori.